Cheesecake al caffè e crema pan di stelle senza burro, colla di pesce e uova. Ingredienti: 300 g di biscotti, una moka, 500 g di mascarpone, 150 g di yogurt bianco zuccherato, 40 g di crema alle nocciole, pan di stelle in questo caso, e un goccio di Baileys. Innanzitutto preparo la base della cheesecake frullando i biscotti con il caffè. Non tutto il quantitativo della moka, ma si deve aggiungere poco per volta, fino a che i biscotti triturati non risulteranno umidi. Trasferisco all'interno di una tortiera del diametro di 20-22 cm rivestita di carta forno o, come nel mio caso, in uno stampo a cuore. Compatto il tutto con le mani e ripongo in frigorifero. Intanto preparo la crema. In una ciotola verso il mascarpone, lo ammorbidisco con un cucchiaio, dopodiché aggiungo il caffè che è avanzato, a cui ho inserito un goccio di Baileys. Anche in questo caso devi regolarti in base alla consistenza. Io l'ho usato quasi tutto. Poi incorporo anche lo yogurt zuccherato e quindi non ho bisogno di utilizzare ulteriore dolcificante, anche perché la crema pan di stelle che vado ad aggiungere adesso è già leggermente dolcificata. Trasferisco e livello la crema sulla base, decoro con ulteriore crema alle nocciole, ripongo in frigorifero e la merenda è pronta. Un dessert fresco nato da una mia improvvisazione, ma che è piaciuto molto a mio marito. Si prepara in un lampo e sono sicura che conquisterà anche i più piccini. Come vedi, si taglia senza alcuna fatica, è cremosa e super golosa. Se ti ho convinto a prepararla, iscriviti attivando la campanellina, tutte, così da ricevere ogni mio aggiornamento, a mettere un bel pollice all'insù per farmi capire che la ricetta ti è piaciuta e a condividerla sui tuoi social.